benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Testimoni della devastazione causata in Spagna da un nubifragio senza precedenti. Bloccato da 3 giorni anche un gruppo di studenti della provincia di Catania. Blitz antidroga a Trapani, nel quartiere Villa Rosina, sequestrati 3 kg di cocaina, 100.000 euro, armi e munizioni, 6 gli arresti. Ponte di Ognissanti tra mare e arte, 10 milioni gli italiani in viaggio, ma molti scelgono di trascorrerlo in famiglia. Il cimitero di Catania pronto dopo vari interventi di riqualificazione e messa in sicurezza. Libertà e correre dietro un pallone al carcere di Piazza Lanza a Catania, una partita di calcio tra padri detenuti e i loro figli. Insegnanti precari e stipendi bassi a Palermo, la protesta della CGIL sui diritti della scuola. Dietro le quinte di Dracula, il musical in scena al Teatro Ambasciatori, tra brividi e sorprese, un viaggio immersivo nella paura e nelle passioni. Calcio, pari senza gol per il Palermo a Mantova. Il Catania stasera a Torre del Greco con il turnover deciso da Toscano. Trapani battuto dall'Avellino. E partiamo con il disastro che ha colpito la Spagna, la violenza di un nubifragio senza precedenti, mentre continua la ricerca dei dispersi e il bilancio che si aggrava di ora in ora. Abbiamo contattato dei siciliani che in quelle ore si trovavano disperati nelle zone più colpite. Adelaide Barbagallo. Ponti distrutti, strade chiuse, manca l'acqua e la luce. L'apocalisse di vento, acqua e fango ha trascinato ogni cosa, provocato un centinaio di morti e un numero imprecisato di dispersi. Valencia è una città in ginocchio. Nella città spagnola anche tanti siciliani. Per l'Erasmus, 33 studenti degli istituti superiori Radice e Capizzi di Bronte e Medi di Randazzo e 2 docenti si trovavano lì. Dovevano rientrare 3 giorni fa in Sicilia, ma non possono. Tantissima la paura. Impossibile raggiungerli. Sono chiusi nelle case delle famiglie che li stanno ospitando. La dirigente dell'istituto Radice si è rivolta alla Farnesina. Stiamo cercando di riprogrammare il loro rientro, ovviamente in sicurezza, e questo lo faremo quando cesserà l'allerta. Ma ci sono tanti siciliani che vivono e lavorano a Valencia, tra loro Simone Caltabiano. Ci sono tutti i supermercati vuoti, le situazioni di molte strade principali che collegano a Valencia centro sono distrutte. Sono crollati ponti, strade sono quasi impercorribili, quindi anche il collegamento con Valencia è un po' bloccato in questo momento. Ecco. L'emergenza non è finita, sono oltre 1000 i soldati impegnati nelle ricerche delle persone che tuttora mancano all'appello. Conosco amici miei italiani, siciliani. Per fortuna stanno tutti quanti bene, però conosco molta gente, miei colleghi, soprattutto comunque della zona valenziani, che hanno moltissimi parenti, amici dispersi. Ci sono tantissime zone dove non hanno acqua, non hanno luce, quindi probabilmente non hanno modo di essere, di farsi contattare. E torniamo in Sicilia con la cronaca. A Trapani sequestrati 3 kg di cocaina, armi e munizioni. Sentiamo Laura Spanò. 6 arresti per droga, sequestrati 3 kg di cocaina, 100.000 euro in contanti, armi e munizioni. E questo è il bilancio di un'attività portata a termine dai carabinieri di Trapani nel quartiere popolare di Villa Rosina. 5 le persone finite in carcere, 1 ai domiciliari. La cocaina sequestrata, una volta immessa nel mercato, avrebbe fruttato 1 milione di euro. I militari hanno notato delle persone con precedenti per droga davanti a un'attività commerciale del quartiere di Villa Rosina e hanno così pensato di identificarli tutti. Ai carabinieri però non è sfuggito che il più giovane del gruppo cercava di disfarsi di 3 buste in cellophane lanciandole poco lontano dal luogo dove si trovavano. I carabinieri li hanno raccolti e hanno scoperto che contenevano 1,5 kg di cocaina ora sequestrata. A quel punto tutti i presenti sono stati perquisiti e si è così scoperto che il 50enne calabrese aveva con sé 3 buste piene di contanti per un valore di 22.000 euro. L'attività dei militari è proseguita nelle abitazioni dei 6 fermati, scoprendo che a casa del 37enne c'erano 2 pistole calibro 7,65 con matricola a brasa, circa 150 cartucce, un bilancino di precisione e altri 2 kg di cocaina. A casa del 18enne invece i carabinieri hanno recuperato 100.000 euro in contanti. 5 degli arrestati si trovano ora nel carcere di Trapani, il 18enne incensurato e ai domiciliari.
Un uomo di 85 anni in stato confusionale si aggirava a piedi sull'autostrada A18 in direzione Messina vicino allo svincolo di Giarre. L'anziano camminava da una parte all'altra della carreggiata in un tratto pericoloso e in curva sotto gli occhi increduli degli automobilisti. Nelle immagini vediamo il provvidenziale intervento della polizia stradale che l'ha soccorso e accompagnato in ospedale. E sono quasi 10 milioni gli italiani in viaggio per il ponte di Ognissanti, che in Sicilia si preannuncia caldo, anzi caldissimo. Sentiamo Desiree Ferlito. Ponte di Ognissanti caldo, anzi caldissimo. Come lo trascorreranno i catanesi? C'è chi ne approfitterà per fare un giro fuori porta. Saremo in giro, forse andremo sopra all'Ettera. E chi non ci pensa proprio all'idea di archiviare l'estate. Qui l'estate non finisce mai. No, assolutamente. Aspettiamo fino a fare il bagno fino a dicembre, fino a Natale. Catania forever, San Giovanni di Cuti forever, è il mio motto. Secondo le stime di Confcommercio saranno quasi 10 milioni gli italiani in viaggio per Ognissanti, l'unico vero ponte autunnale che prevede il calendario quest'anno, ma i catanesi per la maggiore resteranno in città. No, per il momento niente di programmato. Rimango in città. Con mio figlio, il mio dolce cagnolino che poi è come il figlio piccolino, ho trovato una ricetta per fare dei biscotti un po' particolari. Preferisco farmi le belle settimane fuori porta in assenza di eventi tipo questo che coinvolgono, sì, assolutamente. Uno degli appuntamenti tradizionali in diverse città è la Fiera dei Morti. In Sicilia le più famose sono Catania e Palermo, un'occasione per trascorrere del tempo in famiglia tra bancarelle e degustazioni. Gli amanti dell'arte ne approfitteranno per visitare i luoghi più storici. Tutti i musei saranno aperti gratuitamente nella giornata di domenica. Ad arricchire la scelta la festa più paurosa dell'anno. Le vetrine si colorano di zucche, dolcette e ragnatele, fanno da contorno alla festa di Halloween, che si colloca proprio in mezzo al ponte di Ognissanti. E naturalmente saranno in tanti coloro che si recheranno al cimitero. In quello di Catania sono stati fatti numerosi interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di cui si renderanno conto i visitatori. Tonino De Mana. È stato oggetto per tutto l'anno di interventi ordinari e straordinari ed ora si presenta ai catanesi in una veste decisamente più dignitosa. Già all'ingresso del cimitero monumentale si respira un'aria nuova con il vento che accarezza le bandiere nuove di zecca. L'occhio vuole la sua parte, ma dal punto di vista pratico sono tante le migliorie apportate nel Camposanto. Abbiamo potato tutti, anche quelli che ostacolavano spesso il passaggio dei pedoni, questo appunto per rendere fruibile al meglio il cimitero. Vorrei sottolineare anche la pulizia, perché abbiamo fatto un intervento importante di pulizia che cercheremo di mantenere sia durante la 3 giorni e anche successivamente. Difficile elencare i tanti interventi effettuati in un anno? Sono stati portati a termine diversi interventi manutentivi sulla strada, sui bagni, sulle luci votive, su tutta una serie di settori che stanno garantendo per adesso, anche sull'impianto idrico, stanno garantendo al cimitero il giusto decoro. Non si può assolutamente svolgere l'attività solo in prossimità della festa, bisogna avere un'attenzione continua durante tutto l'anno e questo è quello che stiamo cercando di fare. Un cimitero che prima magari era un punto debole dell'amministrazione rappresenta adesso un punto di forza su quello che è l'impegno che stiamo dimostrando nel quotidiano. Da domani, in vista del clou della ricorrenza dei defunti, scatta un piano straordinario di viabilità con molte strade che saranno interdette al traffico. 4 auto del comune saranno a disposizione per accompagnare i disabili, mentre AMTS potenzierà i bus navetta interni e le frequenze delle corse dirette con l'aggiunta di altre linee, con percorsi speciali. Il cimitero rimarrà aperto dalle 7 alle 17. Libertà è anche correre dietro un pallone. Padri, detenuti e figli insieme per qualche ora al carcere di Piazza Lanza di Catania per condividere una partita e tante emozioni. Giusy Lazzara. Mani che si intrecciano, abbracci e qualche lacrima. Padri e figli per una volta insieme, senza le sbarre né vetri di separazione, uniti dietro un pallone. Il campo di calcio non è uno qualunque, siamo dentro il carcere di Piazza Lanza a Catania. Per un giorno i detenuti incontrano i familiari fuori dalle stanze dei colloqui. È un'emozione bellissima, anche perché è un posto dove noi c'è sofferenza, però qua non la dimostriamo. Anche perché è più bello dei colloqui, perché sei vivo qua, giochi, sono cose belle queste qua, servono anche per noi per cambiare dentro. Un momento, 2 orette che siamo liberi, che stiamo un'ora con la famiglia, è una cosa bellissima che hanno fatto l'istituto di Piazza Lanza.
C'è un'aria distesa sotto l'occhio vigile degli agenti della polizia penitenziaria. Grandi e piccoli corrono per il campo di calcio. Qualcuno si sbuccia un ginocchio. Per un bambino avere un genitore detenuto è sicuramente un evento molto stressante. È stressante il momento del distacco, ma lo è altrettanto il momento in cui si avvicina a lui per fare un colloquio. Per questo da un po' di anni abbiamo cercato di creare dei momenti dove si possa recuperare uno spazio di quotidianità. La partita con papà è stata ideata dall'Associazione dei Bambini Senza Sbarre, che si occupa di tutelare i diritti dei minori con genitori detenuti. Il contatto che facciamo attraverso anche lo spazio giallo, con dei giochi, con dei colori, realizzando dei disegni, per loro è importante. L'iniziativa fa parte della campagna Non un mio crimine, ma una mia condanna. La Cassazione ribalta il sistema montante, un vero colpo di scena dopo 6 anni di processi. Per l'ex leader di Confindustria siciliana resta la corruzione, ma scompare l'associazione a delinquere. Luca Ciliberti. Un vero e proprio colpo di scena che smonta, o meglio ridimensiona, la figura dell'ex presidente di Confindustria Sicilia e vicepresidente di Confindustria Nazionale Antonello Montante, assolto in Cassazione dall'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Di fatto adesso i giudici cancellano con un colpo di penna quello che tutti conoscevano come il sistema montante. Quel che è certo è che lui annotava e conservava tutto, dossier su dossier, che mettevano insieme relazioni e appoggi politici, istituzionali ed economici che secondo le accuse sarebbero serviti a colpire gli avversari. Un personaggio, si scoprirà in seguito, Montante costruito ad arte: 2 false lauree, una falsa fabbrica di biciclette, una falsa aurea di paladino dell'antimafia. In pochi anni aveva messo in piedi una rete di influenze, anche attraverso uomini dei servizi segreti, delle istituzioni e investigatori in prima linea nella lotta alla mafia, fatto di ricatti, segreti e informazioni riservate, tanto da riuscire a creare un governo parallelo in Sicilia per gestire la spartizione dei fondi alle imprese e disporre delle carriere di politici e uomini delle istituzioni. In primo grado la sentenza di condanna era stata pesantissima, 14 anni con il rito abbreviato, in appello ridotta a 8. Per la Cassazione invece Montante non era né il capo né parte di un sistema di spionaggio organizzato. I giudici hanno disposto quindi un appello bis per il ricalco della pena per i reati di accesso abusivo compiuti dopo il 2014 e di corruzione, in fattispecie per le quali è stata dichiarata irrevocabile la responsabilità penale. Il giorno in cui venne arrestato, Montante distrusse una ventina di pendrive e decine di documenti che non arrivarono mai in mano alle forze dell'ordine. Saranno adesso le motivazioni a chiarire gli aspetti dell'ultima sentenza. Stipendi bassi e contratti non rinnovati. Il mondo della scuola protesta. La CGIL è in piazza a Palermo per rivendicare giusti contratti e lavoro stabile. Marco Gullà. Dobbiamo dire basta. È il momento in cui dobbiamo alzare la testa e dobbiamo farci sentire. Sono arrivati da tutte le province siciliane per manifestare davanti alla prefettura di Palermo. Il personale scolastico, universitario e della ricerca ha incrociato le braccia per 24 ore, aderendo allo sciopero generale indetto dalla FLC CGIL. Le principali motivazioni della protesta sono la richiesta di un rinnovo contrattuale adeguato all'inflazione e la stabilizzazione del precariato che affligge un lavoratore su 4. Noi oggi siamo qui intanto per protestare e per accendere i riflettori sul mondo della scuola, della formazione, dell'istruzione e della ricerca, perché è uno di quei settori che maggiormente pagano dalle politiche economiche che i governi stanno mettendo in atto in questi anni. Stipendi bassi e tagli, la scuola così viene distrutta, dicono i manifestanti. È una situazione di organici che vengono tagliati ogni giorno e il governo nella legge di bilancio si sta preparando a fare nuovi tagli al personale ATA, che siamo considerati l'ultima ruota del carretto, mentre invece le segreterie sono indispensabili, così come i collaboratori scolastici tecnici, e quando scioperiamo le scuole si fermano. E poi ci sono i docenti precari, icone del malcontento. Sono una precaria ancora, ci sono vari nodi da sciogliere nel precariato. Quello che mi preme di più è il sacrificio che faccio, ma a nome di tutti gli altri, pure lo dico, di tutti gli altri precari, come ogni anno cambiare scuola, non esserci la continuità, soprattutto per i bambini, in questo caso, i bambini e le bambine che hanno la disabilità.
Il caso di Filippo Mosca, il giovane di Caltanissetta condannato a 8 anni e 3 mesi dalla giustizia romena. Per quella condanna Filippo si è sempre dichiarato innocente. Si parlerà di questo oggi a Sicilia 24 Focus. Ospiti di Roberta Lunghi, Ornella Matraxia, mamma di Filippo, e Salvo Sallemi, componente della Commissione Giustizia. Appuntamento alle 14:30 su Telecolor, dopo il TG e in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torneremo per parlare dello spettacolo di Dracula, il musical in scena al Teatro Ambasciatori. E adesso vi portiamo dietro le quinte di Dracula, il musical in scena al Teatro Ambasciatori di Catania, una storia che coinvolge il pubblico in uno spettacolo immersivo. Eva Spampinato. Dracula strega il pubblico nella notte di Halloween, la più paurosa dell'anno, dove vita e morte si intrecciano in un turbinio di emozioni, dannazione e avidità di potere in nome di un amore eterno e maledetto. Benvenuto. Entrate liberi. Canini insanguinati, vestiti ottocenteschi strappati dagli spuntoni delle bare di legno, sangue. Qui siamo nel backstage del Teatro Ambasciatori di Catania, dove stasera va in scena la prima di Dracula, adattamento teatrale in musical scritto e diretto da Alessandro Incognito per la compagnia Poetica Produzioni, un'opera musicale interamente made in Sicily, dalle musiche ai testi alle maestranze. Riteniamo che questo sia assolutamente un valore su cui investire, sul quale credere, perché gli artisti siciliani, le maestranze siciliane sono davvero di altissimo livello. La cifra stilistica del Dracula di Incognito è l'esperienza teatrale totalmente immersiva per il pubblico, tra brividi e passioni, e non mancheranno le sorprese, sbucare letteralmente dal buio. L'immaginario collettivo è sempre stato molto affascinato da questo, da questo argomento, no? Amore e morte, vampiri, sangue, orrore e quant'altro. Senz'altro un argomento poco, almeno qua nel territorio, poco frequentato, e quindi abbiamo ritenuto potesse essere una novità interessante per il pubblico. Una storia che ha attraversato gli oceani del tempo, per dirla con Bram Stoker, e che rimarrà in scena fino a domenica 3 novembre. C'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Ed eccoci alla pagina sportiva, al calcio, pari senza gol per il Palermo a Mantova, 0-0 e pochissime occasioni. Marco Gullà. Noia sbadiglie 0-0, Mantova e Palermo pareggiano al termine di una partita a tratti inguardabile. La formazione rosanera ancora una volta fa il check-in ma non si presenta all'imbarco. Una partita, quella di ieri sera al Martelli, in cui entrambe le squadre potevano e dovevano fare di più, soprattutto il Palermo che nella ripresa, quando il Mantova ha arretrato il suo baricentro, non ne ha approfittato, sprecando anche potenziali ghiotte occasioni. Primo tempo soporifero, i rosanero rischiano lo svantaggio ma De Planche riesce a salvare. Henry fa reparto ma non riesce a graffiare, Insigne e Di Mariano non sgasano e balbettano. A centrocampo mancano idee e fosforo, ripresa stesso copione, ma è il Mantova ad essere più intraprendente, trovando anche la rete del vantaggio che però per fortuna del Palermo viene annullata dopo il check del VAR, tocco di mano di Galoppini del Mantova. I cambi danno frizzantezza al Palermo, Leduaron è voglioso di far bene ma sotto porta è ancora troppo timido. Poi altra occasione per Ranocchia che però trova i guanti del portiere Festa. Mantova che aspetta e prova a ripartire ma è a Poix ad avere la grande occasione per il vantaggio, anziché però servire Verre tutto solo decide di tirare malamente, palla al lato. Poi nel finale Mantova ad un passo dal gol con Aramu, 0-0, decollo ancora una volta mancato per il Palermo. E il Catania cerca oggi a Torre del Greco di riprendere il cammino interrotto bruscamente con il Latina, turnover per Toscano. Marco Carli.
Sulla strada che delinea il percorso di crescita servono risposte. Come ha detto Toscano nella conferenza stampa del pre-partita, oggi a Torre del Greco il Catania, dopo aver fatto autocritica in seguito alla sconfitta con il Latina, cerca di ritrovare la retta via. Dobbiamo essere noi, dobbiamo essere il Catania, quello che in molte partite il Catania ha dimostrato, uno spirito di squadra, un'anima, una concentrazione. Allo Stadio Liguori stasera, con inizio alle 20:45, Toscano deve fare a meno, oltre che dei 3 lungodegenti del centrocampo, anche di D'Andrea dopo la botta rimediata con Latina e Lunetta per un problema muscolare, e fa i conti con le 3 partite in 8 giorni, la sfida di domenica con il Messina. Formazione iniziale con pochi dubbi in difesa e qualche alternativa fra centrocampo e attacco, con Stoppa, Quaini e Luperini che si candidano. Di fronte a una squadra reduce da 3 risultati utili consecutivi, che segna col contagocce ma che subisce poco. È molto dinamica, molto verticale, molto di seconde palle, sul suo campo trova quei vantaggi che su un sintetico una squadra può avere. Turris Catania sarà seguita come sempre da Telecolor, la diretta con collegamenti dallo stadio comincerà mezz'ora prima dell'avvio del match, per concludersi con le interviste ai giocatori e al tecnico del Catania. Il Trapani, sconfitto al Provinciale da un Avellino più concreto e lanciatissimo in classifica. Franco Cammarasana. Si ferma a 9 partite la serie utile del Trapani, sconfitto per 2-1 al Provinciale da un Avellino sempre più lanciato all'inseguimento del Benevento, con 6 vittorie ed un pari da quando c'è in panchina Raffaele Biancolino. Il Trapani ci ha provato a rifarsi dopo la delusione per il pareggio di domenica a Monopoli. Per tutto il primo tempo ha spinto sull'acceleratore, conquistando 13 angoli, ma senza esito e con poca precisione nelle conclusioni dei vari Lescano, Caric e Carriero. Al 38esimo è andato anche in gol con Celiento, ma l'arbitro ha annullato per fuorigioco. L'Avellino invece di angoli nel primo tempo ne ha conquistati solo 3, ma sugli sviluppi del terzo, al 43esimo, di testa Gori ha portato l'Avellino in vantaggio. Il Trapani ha accusato il colpo e nella ripresa al 13esimo ha subito la seconda rete, stavolta con Patierno, che si è procurato un rigore facendosi agganciare da Seculin. Poco lucida la reazione del Trapani, che al 43esimo comunque ha accorciato le distanze con Lescano, ma era ormai troppo tardi per raddrizzare la partita. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio adesso il nostro Focus condotto da Roberto Lunghi, grazie a tutti, un buon pomeriggio.